Tra i relatori della presentazione del libro Il sistema montante oggi c'è Mario Cardella, sindacalista. Sì, è un libro indicativo del tempo attuale, di ciò che è successo in questi ultimi anni nella nostra regione, in Sicilia, perché non è un problema della provincia di Agrigento solamente, ovviamente. Io credo che ci siano delle analogie tra il libro di Petrotto e quello di Bolzoni. Ambedue sono carenti di un capitolo, i silenzi delle parti sociali. I silenzi di Confindustria, i silenzi dei sindacati confederali, di CGIL e CISL, ma non delle sigle, perché le sigle, in quanto rappresentative di interessi collettivi, sono da salvaguardare, perché la rappresentanza e la tutela sindacale nel nostro Paese è assicurata dalla Costituzione ed è un valore fondamentale della democrazia. Chi fa male a queste sigle sono le persone che rappresentano in determinati momenti del Paese, che hanno rappresentato e rappresentano in determinati momenti queste sigle. E allora la riflessione, la capacità che devono avere questi contenitori importanti della democrazia rappresentativa è quella di espellere tutti quanti coloro i quali sono stati affini ad un concetto errato di legalità, etica e antimafia. Continua la presentazione del suo libro oggi anche ad Agrigento, ma anche lo è stato in diversi centri della Sicilia, prossimamente anche a Palermo, con una valutazione di ciò che è l'effetto di questo libro che lei sta riscontrando quotidianamente. Il pretesto è un ragionamento attorno a questo sistema di potere perverso che ha creato Antonello Montante nella sua qualità di capo di un'associazione a delinquere, è stato condannato infatti a 14 anni. Io sono una delle vittime di questo sistema, che sono stato espiato alcuni anni fa, perché chiaramente attraverso la mia azione incessante di denuncia all'opinione pubblica e non solo, ma anche nelle sedi giudiziarie, in passato, sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, dell'acqua, ma anche per altre situazioni, ho dato parecchio fastidio a questa lobby di potere che ha soffocato la Sicilia, l'economia siciliana, ma non solo, la politica, le istituzioni, ha condizionato anche alcuni esiti giudiziari. Non posso non dimenticare le continue querele intimidatorie nei miei confronti che in modo particolare il suo delfino e successore Giuseppe Catanzaro ha presentato contro di me. Stasera siamo qui alla presentazione del libro sul sistema montante, dove vede protagonista Totò Petrotto, un uomo che in questi anni ha cercato di fare luce e chiarezza su quello che è il sistema montante e non solo, un sistema montante che ha portato a una prima lettura, a una prima sentenza con la condanna del montante a 14 anni di reclusione, però siamo qui anche a dare una lettura diversa rispetto a quello che è l'aspetto prettamente giudiziario, perché bisogna capire anche una serie di retroscene che hanno condizionato la vita politica, economica e imprenditoriale di questa regione Sicilia, e quindi siamo qui a cercare di capire, di comprendere se, come sappiamo tutti, che fine faranno gli altri filoni di inchiesta e quali sono gli altri personaggi illustri coinvolti in questo sistema, e se si può portare alla luce quelle che sono le verità che in questi ultimi 10 anni sono state nascoste, sono state tenute lontano da quella che era l'opinione pubblica. Una cosa è il libro, una cosa è il processo. Il libro a cosa serve? A presentare una delle tante vittime del sistema montante, appunto Totò Petrotto. Il processo aiuterà sicuramente non solo quella in corso, che come sapete è finita con una sentenza di condanna nei confronti di tutti gli imputati, in particolare del montante ma anche degli altri imputati. Allora si tratta di attendere ancora e chiedere alla Procura di Caltanissetta di aiutarci a conoscere tutte le vittime del sistema montante. La sentenza ha chiarito che il sistema montante esiste, bisogna ora individuare chi sono le persone che con montante hanno commesso degli illeciti.
Il libro è veramente, da un punto di vista giornalistico, devo dire che è proprio una bella trovata, nel senso che è una notizia veramente del momento, perché il sistema montante è il sistema corruttivo che coniuga mafia e antimafia, per riprendere le parole di un vostro concittadino illustre che è stato Leonardo Sciascia. Il mio intervento lo farò appunto prendendo le mosse proprio dal maxi processo dove Leonardo Sciascia, io me lo ricordo proprio fisicamente, io ero parte civile lì, quel processo, ed era seduto non era seduto tra i giornalisti, era tra il pubblico, molto dimesso, con un taccuino in mano, e capì, ebbe questo flash, questa intuizione veramente geniale, con infausti esiti che sono questi appunto anche del processo montante. Cosa è rimasto del sistema montante tuttora? Ma per me non è assolutamente ancora smantellato, anche perché non si possono colpire le condotte, ma quella che è il costume, la mentalità, qui anche determinate connivenze che stanno venendo fuori e che sono estremamente interessanti. Per esempio, qual è il ruolo vero dei servizi segreti? In Italia i servizi segreti non li abbiamo mai processati. Questa potrebbe essere l'occasione.